Benvenuti, 10ª puntata dell'Impresa al Centro, questa trasmissione, questo ciclo di talk show che noi stiamo realizzando in collaborazione con Confindustria Venezia Rovigo. Oggi parliamo di export, parliamo di internazionalizzazione, un parolone che forse potrebbe anche annoiare di primo acchito, ma in realtà parliamo di soldi delle nostre tasche e parliamo soprattutto di un argomento estremamente d'attualità in questi giorni in cui per esempio il ministro Tria e poi Di Maio sono andati in Cina, hanno detto non per cercare di collocare il nostro debito, ma soprattutto per avviare rapporti commerciali. Poi naturalmente continuiamo a vedere sui telegiornali Trump che viene attaccato da tutte le parti perché vuole aumentare i dazi soprattutto contro la Cina, li vuole aumentare anche con l'Europa e sono tutti argomenti che finiscono per pesare sulle nostre tasche. Argomenti quindi importanti da far tremare i polsi. Ne parliamo con Massimo Melato, presidente Unus International SPA, e quindi un'azienda che produce carcasse di motori elettrici, comunque poi ne parleremo, azienda con fatturati importanti di milioni di euro, e presidente anche del SIVE Formazione, che è un'azienda che fa formazione per Confindustria. Vediamo se lo vedete, è il primo. Ecco. Buonasera a tutti. Ok, poi c'è Mario Pozza, no scusate, c'è Simonetta Acri, che lei ha un nome inglese, ma comunque è direttore del fatturato ufficiale dell'area network del fatturato di SACE. Cos'è la SACE? È un'azienda che si occupa di assicurazioni e servizi finanziari per l'export e internazionalizzazione. Anche qui argomento sembrerebbe palloso, invece in realtà questa signora è una signora che aiuta le aziende che vanno a scoprire nuovi mercati emergenti, che magari sono mercati difficili, che potrebbero anche non pagare. Questa signora fa un po' l'angelo custode di queste aziende e le sta aiutando, e le aziende italiane, soprattutto venete, stanno davvero penetrando questo mercato. Ho detto bene? Buonasera, sì, assolutamente. Okay. Poi abbiamo Mario Pozza, presidente Camera di Commercio di Treviso, Belluno, presidente Union Camere del Veneto, presidente Nuovo Centro Estero del Veneto. Non è soltanto il presidente di tutta questa serie di cose, ma è anche un imprenditore che si occupa di prodotti sanitari. A telecamere spente stavo appunto chiedendogli se esportava, lui ha detto di no, gli basta il mercato italiano, ma comunque è molto esperto proprio per questi ruoli istituzionali che ha sull'argomento di cui vogliamo parlare. Poi avremo una serie di contributi video perché parleremo di commercio con Londra, di commercio con la Russia, di commercio con gli Stati Uniti, insomma davvero ne avremo da dire parecchio. Direi che potremmo cominciare subito con Pozza, quello delle protesi odontoiatriche, ma in realtà che cos'è il nuovo centro estero di cui lei è presidente? Buonasera, il centro estero è il braccio operativo delle Camere di Commercio per promuovere le aziende all'estero. C'è stata una riforma camerale nel 2017, è stata licenziata e la riforma prevede che le Camere di Commercio aiutino le aziende ad andare all'estero, però noi possiamo arrivare fino al Brennero. Dal Brennero in poi ci sono l'ICE e quindi tutti gli organismi deputati ovviamente per una strategia a livello nazionale che il governo ha messo in piedi in sostanza per far sì che ci siano meno missioni, ma missioni mirate e quindi un'unica strategia tramite l'ICE che possa arrivare a tutti i mercati. E lo spieghiamo cos'è l'ICE? Sì, esatto, l'ICE è l'Istituto del Commercio Estero che è a valenza nazionale. Cioè è un'agenzia che promuove il commercio estero. Funzionano queste agenzie? Perché il Veneto in particolare, che ha queste piccole aziende che purtroppo non hanno grandi ambasciatori all'estero, no? Hanno bisogno di una struttura. Allora l'ICE è un'organizzazione, se così vogliamo chiamarla, strutturata per le grandi imprese, in maggioranza. Invece il centro estero delle Camere di Commercio è più mirato per la piccola impresa, per la piccola e media impresa. E quindi la collaborazione che c'è tra il centro estero o le varie agenzie di internazionalizzazione che ci sono nel sistema Italia devono far tutti riferimento all'ICE. Quindi c'è un accordo di collaborazione, noi possiamo andare all'estero su autorizzazione dell'ICE in modo tale da poter avere tutto quel supporto di una grande azienda come l'ICE per affrontare i grandi mercati. Insomma. Certo, poi chiederle se funziona è come chiedere al pescivendolo se il suo pesce
definisce buono, no? No, beh, indubbiamente ci sono i lati positivi e i lati negativi. Per le grandi imprese va bene, un po' meno per le piccole imprese, perché è una strutturazione è nata per le grandi imprese. Certo, certo. Ecco, c'è un piano di intervento da parte del governo stipulato con le Camere di Commercio, dove c'è un impegno a portare 50.000 imprese in più ad esportare. Beh, insomma, questo è un bell'obiettivo. Ecco, quindi c'è un'azione a livello nazionale su tutto il sistema da parte delle Camere di Commercio, quindi noi abbiamo il centro estero, non abbiamo solo il centro estero in Veneto, abbiamo anche le società che già esistenti delle Camere di Commercio, le agenzie, abbiamo Promex a Padova e Med in Vicenza, e Vicenza è. Che però strutturalmente stanno ancora funzionando, operando nel territorio, che il traguardo è di arrivare che il centro estero sia l'unico soggetto ad accompagnare le imprese all'esportazione. Va bene, poi ne parliamo magari anche durante la trasmissione, perché mi viene in mente per esempio Zaia tempo fa che aveva aperto un ufficio tutto suo a Bruxelles, vabbè, poi ne parleremo. Allora, Melato. No, voleva giù, no, ne parliamo dopo. No, beh, certo, ne parliamo dopo, sì, abbiamo da parlare. Allora, Melato, interessantissimo quest'uomo, perché no, non che non sia interessante, interessantissimo perché produce con la sua azienda questi motori elettrici che non servono per le auto, per la trazione, sono tutti quei motori elettrici, spieghi lei. Sì, in realtà, allora, quindi Unus International progetta e produce motori per l'industria automobilistica, non sono, come diceva, motori per la trazione che oggi vanno di moda, quindi magari un pensierino ci sarà anche da fare. Sì, bisognerà farlo, perché sicuramente sarà il futuro. Sono tutti motori per alzacristallo, movimento sedili, elettrificazione delle colonne sterzo, tendine, tutti un po' quei meccanismi che nell'auto oggi sono sempre di più, fortunatamente, devo anche dire, elettrici. E voi esportate molto all'estero? Noi esportiamo molto, diciamo molto quanto? Molto vuol dire il 95%. Diciamo che la storia della Unus poi è un po' varia, perché fino agli anni 90 il mercato era un mercato aftermarket principalmente nazionale. Dagli anni 90 agli anni 2000 è cambiato il target, quindi abbiamo abbandonato il mercato aftermarket per rivolgersi a quello del primo impianto dell'industria, primo equipaggiamento dell'industria automobilistica, e il 2000 ha fatto da spartiacque, nel senso che ci siamo guardati attorno per una serie di motivi e abbiamo detto forse il mercato nazionale comincia a essere un po' troppo ristretto. Per cui è facile anche comprenderlo, nel senso che le industrie automobilistiche italiane... all'epoca c'era un unico costruttore. Appunto, oltretutto Marchionne se n'è praticamente andato. Sì, diciamo che nel 2000 non c'era ancora Marchionne, noi siamo usciti dal mercato italiano prima dell'avvento Marchionne. La Fiat stava accumulando debiti in quegli anni. La Fiat sì, non era sicuramente... non era in buona salute, non era un buon cliente. E quindi ci siamo guardati attorno e siamo andati nei mercati esteri, principalmente Germania, che è stato un po' il mercato di elezione, anche perché chiaramente è la sede dei principali costruttori automobilistici, e abbiamo diversificato il prodotto, quindi inizialmente era solo motore per alzacristallo ed è diventato un po' tutto quello che io ho detto. E poi il nuovo fronte sarà tutta la guida assistita, no? Il nuovo fronte sarà la guida assistita, della quale se ne parla, ma per il mercato automobilistico non è futura attualità. Vabbè, ci dia una chicca, una cosa futuristica. Cose futuristiche, guardi, noi siamo stati proprio questa settimana da un un cliente tedesco, specializzato in colonne sterzo, il quale ci ha chiesto se siamo in grado di sviluppare un motore per far arretrare lo sterzo e per nasconderlo proprio in funzione della guida autonoma. Quindi la tendenza è quella senza più volante. Poi vediamo stiamo parlando del 2025, quindi... Vabbè, poi vediamo cosa tireranno fuori i giapponesi dal cilindro, ma è un'altra, no? Visto che sono avanti, ma insomma... No? I giapponesi sono avanti, gli europei, quindi i tedeschi, si stanno avvicinando a passi molto veloci. È una bella lotta, è sicuramente una bella lotta. Se consideriamo solo il discorso trazione elettrica, sicuramente in questo momento... Sembra strano, ma i più avanti sono gli americani, inteso Stati Uniti, perché la Tesla è quella che la sta facendo da padrona. Vabbè, che aspettino comunque l'Italia, perché io sono patriottica e credo che gli italiani con la loro creatività sono capaci anche di... No? Gli italiani hanno molta creatività, hanno molta flessibilità, quindi... bisogna dire che non sempre la flessibilità porta a risultati
degni di rilievo, purtroppo. Okay. Però siamo i maggiori fornitori dell'automotive della Germania. Siamo sicuramente i maggiori fornitori. Italia è un paese leader. Qui nella fascia trevigiana ci sono fior di aziende che lavorano per i più grandi marchi, non solo tedeschi. E sono quelli... E quindi, come diceva il nostro imprenditore, effettivamente c'è una capacità delle nostre aziende nella ricerca e nello sviluppo, e soprattutto noi sappiamo dare quella qualità, quella personalizzazione e quel tocco che è caratteristico della nostra storia, della nostra cultura. Ma insomma, basta vedere i nostri scienziati, adesso stiamo uscendo dal seminato, ma insomma i vari fermi, eccetera, veramente abbiamo fatto la storia dello sviluppo tecnologico, dello sviluppo scientifico del mondo. Da questo punto di vista che non siamo secondi a nessuno. Ecco. E che magari li abbiamo esportati invece di sfruttarli noi. Purtroppo sì. Allora, Simonetta Acri viene per ultima, ma è una buona ultima, perché davvero con lei ce ne sarebbe da dire tantissimo, anche perché ha il settore, come dicevo, un po' più palloso, eppure è donna, e in quanto donna ne ha da raccontare, perché lei, appunto, come dicevo, assiste le aziende. Come si stanno comportando le aziende italiane all'estero? Le performance anche segnate dai risultati del 2017, con un più 7,4 anno su anno delle nostre export, sono veramente eccezionali. Questo conferma di quanto dicevano gli imprenditori relativamente alla capacità di penetrazione di nuovi mercati, l'identificazione di opportunità commerciali anche in geografie non tradizionali, ma soprattutto l'eccellenza in termini tecnologici e di prodotto. Quando si parlava della dimensione piccola delle nostre aziende, ci si interrogava quindi sulla capacità di penetrare mercati complessi, credo che i dati dell'export sia a livello nazionale che a livello veneto diano la risposta, e cioè essere piccoli ci consente di essere flessibili, quindi di adattarci a una domanda in continua evoluzione, a mercati e a consumatori che chiedono sempre e con maggior velocità delle novità, e quindi le nostre aziende sono state capaci di adattarsi a questo e con ottime performance. L'export è stato per più di 7 anni l'unico dato positivo dell'economia del paese negli anni di crisi, ma continua a performare estremamente e molto bene in tutti i mercati. Abbiamo raggiunto i 450 miliardi di export, questo significa un peso sul PIL del paese pari a circa il 30%, quindi stiamo lavorando benissimo. Se guardiamo ai nostri principali competitor tedeschi e francesi, siamo in linea con i francesi in termini di peso dell'export sul PIL, mentre la Germania ha un peso sull'intorno del 48% del proprio PIL, quindi potremmo avere 16 punti percentuali di potenziale crescita, e questo significherebbe un impatto in termini di nuova occupazione, in termini di nuovi investimenti, di ricerca e sviluppo, e complessivamente ulteriori 290 miliardi da ricercare nei mercati internazionali. Certo. Come lei diceva, però non è tutto positivo, ci sono appunto delle difficoltà quando ci si muove al di fuori dell'Europa, al di fuori di mercati più noti come il Nord America o l'emisfero australe. È chiaro che aumentano le complessità e aumentano i rischi, e questo è un po' il ruolo di SACE: trasformare queste opportunità in contratti di successo, trasferendo su SACE i rischi. Che cosa significa? Rischi di mancato incasso, rischi di cambiamenti economici repentini, lo stiamo osservando tutti cosa sta succedendo in queste settimane in Turchia, un paese che fino all'altro ieri stava per entrare nella Comunità Europea e oggi è fonte di forti preoccupazioni sulla stabilità dell'economia del paese. Quindi come proteggersi da questi cambi repentini con soluzioni assicurative come quelle che può offrire SACE. Noi lavoriamo con circa 20.000 imprese in tutta Italia, quindi la maggior parte dei nostri clienti sono per definizione le piccole e le medie imprese, e stiamo cercando anche noi di migliorare i nostri servizi e di migliorare i nostri prodotti per poter servire un numero sempre maggiore di piccole imprese. E in questo senso dobbiamo anche noi innovare come i nostri clienti, e l'intenzione è quella di rendere i nostri prodotti digitali, quindi portare a casa attraverso il web le soluzioni assicurative e finanziarie di SACE in una maniera
come si definisce oggi, più friendly per tutti i nostri clienti. Quindi in qualche modo da quando è cominciata la crisi, dal 2008 in poi, voi avete aumentato il fatturato anziché diminuito? Sì, questo è un indice estremamente positivo, nel senso che l'aumento dei volumi di SACE è stato superiore all'aumento dell'export, quindi significa che in questi anni difficili molte più imprese si sono rivolte a noi in questa situazione internazionale anche di equilibri geopolitici instabili. Molte più aziende hanno richiesto il nostro supporto. L'anno scorso abbiamo erogato nuove garanzie per circa 26 miliardi, quindi siamo cresciuti anno su anno di circa il 30% e abbiamo di fronte a noi anche un ambizioso piano industriale. Ricordo, facciamo parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che ad oggi, con il piano industriale in vigore, ha messo a disposizione circa 111 miliardi a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese. Questo a riconferma di quanto il dato dell'export sia un dato positivo per il nostro Paese e sia un patrimonio soprattutto da preservare. Certo, poi magari più avanti le chiederò, anche entreremo un po' più nel merito di che cosa avete offerto, perché anche qua credo che c'entri molto la creatività e la genialità, no, degli italiani. Cosa possiamo chiedere ancora? Quali sono le difficoltà che ha incontrato relazionandosi ai mercati esteri? Per esempio, cioè le culture diverse, perché per esempio i tedeschi con gli italiani, che rapporti hanno? Direi che le difficoltà incontrate sono state legate a due aspetti principali. Uno sicuramente quello della mentalità e l'altro quello delle dimensioni dell'azienda. Mentalità perché, come dicevo prima, gli italiani sono molto più elastici, non hanno bene idea, diciamo, elastici nel senso buono poi della parola, però questa è una cosa che contrasta un po' con la mentalità dei tedeschi e mentalità estera. Le faccio un esempio. Allora, i tedeschi valutano molto quella che è l'affidabilità, la puntualità delle persone. Ecco. Vi racconto un aneddoto che è anche simpatico. Ormai diverso tempo fa abbiamo avuto un problema. Quando lavoravamo ancora con le aziende italiane c'è stato un problema qualità che ha coinvolto il nostro fornitore inglese, per cui c'è stato un incontro tra appunto noi, questo nostro fornitore, e il nostro cliente italiano. Alla fine della discussione è stato richiesto al fornitore un piano d'azione e ha detto: in una settimana me lo devi dare. Il fornitore, un po' titubante sui tempi, ha detto: ma non so se ce la faccio in una settimana. Al che se ne è uscito candidamente il responsabile qualità del nostro cliente, ha detto: ma non si preoccupi, noi siamo in Italia. Quindi i 2 o 3 giorni di differenza non sono un problema. Una cosa del genere in Germania non è assolutamente accettabile. Certo. Quindi abbiamo dovuto imparare sinceramente a lavorare con la mentalità dei nostri clienti. Un altro aspetto un po' ostico per noi, per la nostra mentalità, quello delle offerte open book. Noi facciamo un'offerta, dichiariamo tutto, il costo dei componenti, le spese generali, gli investimenti, l'utile. Con l'Italia non si poteva fare una cosa del genere perché anzi bisognava dimostrare di essere in perdita. C'è proprio un rapporto completamente diverso. Per l'Italia, quando lavoravamo, ripeto, con l'Italia, perché ormai il 95% del fatturato è estero, quindi ci siamo un po' dimenticati di queste cose, ma la mentalità che c'era purtroppo era: il fornitore non deve fare utile perché l'utile che fa il fornitore è utile che non facciamo noi, non fa il cliente. All'estero è completamente diverso, il fornitore è un partner, deve fare utile chiaramente perché se no non è in grado di sviluppare prodotti. Certo. Quindi questa è una prima differenza. Il secondo aspetto, se mi permette, è legato alle dimensioni. No, ma se magari forse il secondo aspetto se lo tenga per dopo. Voleva intervenire su questo? Ma volevo fare un accenno a quello che stiamo osservando anche noi sul mercato italiano. Sono assolutamente d'accordo con le considerazioni che ha fatto l'imprenditore, ma osserviamo una evoluzione in questo senso anche in Italia. Il valore della filiera, quanto il fornitore sia diventato strategico per l'azienda di medie e grandi dimensioni e ne abbiamo avuto l'evidenza dialogando anche
nel settore automotive, ma anche nel settore farmaceutico, di alcune aziende di medie e grandi dimensioni che per preservare la filiera hanno cominciato ad acquisire delle partecipazioni, proprio perché i piccoli fornitori avevano bisogno di supporto finanziario per non perdere la strategicità di un fornitore che ha un know-how, un prodotto. Il linguaggio è molto tecnico, cerchiamo di tradurlo, cioè praticamente il fornitore fa da banca. L'azienda a capo della filiera fa un po' da banca. Nel momento in cui le banche non hanno più... No, garantisce il finanziamento al suo fornitore perché lui ha la commessa e di conseguenza questo è il valore aggiunto. Sì, ecco, io devo banalizzare, scusate, ma se no a casa non ci seguono. Per dare l'evidenza di come anche in Italia il fornitore sia diventato un elemento estremamente importante nella filiera del valore. Io comunque ricordo che quando si parlava dei mitici imprenditori del nord-est, molti imprenditori mitici del nord-est sono diventati imprenditori mitici del nord-est perché non hanno pagato i loro fornitori inizialmente, perché molti imprenditori sono partiti da zero, cioè non sono partiti, cioè adesso hanno le loro aziende avviate, ma sono partiti da zero e so che sono venute fuori questi dati, insomma i fornitori hanno dovuto attendere perché la loro vita era legata comunque all'imprenditore. Qualcuno, ma credo, guardi, io vengo dal mondo della rappresentanza della piccola impresa, sono stato presidente di Confartigianato, quindi conosco bene le aziende artigiane, i piccoli. Ma si sono aiutati? È tutto un sistema, guardi. E abbiamo la cartina di tornasole, è questa. Abbiamo avuto, al di là del confine, in Austria, no? Potenzialità di sviluppo, venite qui, non pagate tasse, ma non c'era il tessuto sotto, non c'era la filiera. Se qui tu hai un guasto, un'azienda, trovi il pezzo a 10 km, a 5 km, lì lo trovi dove? Dove trovi l'assistenza? Dove trovi l'artigiano che ti viene di notte o di domenica a farti le riparazioni o a farti partire la macchina? E che accetta di farsi pagare dopo qualche mese, però questo è, no? Questa economia diffusa che noi abbiamo, è quello il motivo del successo di quest'area che anche durante la crisi, nonostante gli alti e bassi, l'ha saputa superare e adesso vediamo che i numeri dell'export sono numeri quasi a doppia cifra, siamo al doppio del livello nazionale, gli ultimi dati che abbiamo pubblicato, al doppio livello nazionale. Cioè noi esportiamo, siamo l'area che esporta di più di tutta Europa. Però prima telecamere spente mi diceva la signora Acri che la Germania esporta di più. Beh no, la Germania esporta di più come sistema paese. Io parlo dell'area. Quindi Veneto, Austria, Lombardia. Se lei mette la Carinzia, mette la Baviera, quell'area lì. Questa è l'area più sviluppata d'Europa del punto di vista il satellite infatti la fa vedere come una zona rossa perché è anche la più inquinata oltretutto. Ci sono anche queste, cioè si vede proprio la zona rossa perché è piena di ossido, di carbonio, eccetera, di tutto di più, però insomma siamo anche svantaggiati perché noi abbiamo la pianura padana, la pianura padana è una valle che raccoglie, quindi abbiamo questo e quello. Guardi, io adesso arrivo da Fonzaso, sono andato a visitare un'azienda, la Tecnovarma, 100 dipendenti, che non è vicino all'autostrada, non è vicino alla ferrovia, un posto bellissimo, incantevole, tra l'altro questo posto, è un imprenditore di Cesena, uno dei fondatori di questa azienda, esporta in tutto il mondo, questa fa packaging, è un'azienda molto importante nel suo settore e dice noi nonostante che siamo tra virgolette isolati, però riusciamo a fare prodotti di qualità che esportiamo e diamo un senso al nostro lavoro perché il personale, i dipendenti danno il massimo quando si trovano bene, abbiamo un prodotto di qualità, non facciamo addirittura neanche fiere perché lavoriamo tutto con il web. Questa è la capacità e l'evoluzione del piccolo artigiano che è partito. No, ma è sicuramente il futuro, perché si sta andando verso l'energia sostenibile, quindi forse questa macchia rossa è destinata anche un po' a ridursi. E abbiamo sforato i tempi perché abbiamo parlato molto. Allora abbiamo subito un'intervista a Camilla Cionini Visani, direttore degli affari internazionali di Confindustria. E dovremo vederla. Dovremmo sentirla e le chiediamo subito quali sono le attività di lobby portate avanti da Confindustria. L'internazionalizzazione per Confindustria è una priorità perché noi vogliamo portare e portiamo a livello centrale quelle che sono le esigenze, gli interessi, le priorità del nostro sistema associativo a livello di governo in modo da indirizzare l'azione per l'internazionalizzazione. Come lo facciamo? Lo facciamo andando a definire quella che è l'agenda
per la promozione internazionale e andando a lavorare a livello di Bruxelles e Unione Europea per quello che è la politica commerciale, quindi mi riferisco a tutti gli accordi di libero scambio, piuttosto che alla definizione degli standard che poi consentono e facilitano alle nostre imprese di andare ad esportare. Per quanto riguarda i risultati, parliamo di promozione. Innanzitutto pensiamo un numero che nel 2010 i fondi che erano destinati alla promozione per l'internazionalizzazione da parte del Ministero di ICE erano circa 20 milioni. Oggi stiamo stabilmente intorno a 150 milioni, che hanno consentito nel 2017 di portare un export per l'Italia di soli beni per circa 450 miliardi, con una crescita del 7%. Questo come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto attivando missioni internazionali nei mercati che noi come Confindustria e con le nostre associazioni pensiamo siano di interesse per le nostre aziende, e quindi dal 2017 20 missioni, 6.000 B2B, oltre 1.000 aziende hanno partecipato, ma oltre a questo una serie di altre attività che insistono essenzialmente sulle competenze, perché è importante andare all'estero, ma per andare all'estero servono le competenze, da lì i temporary export manager e le misure sugli alti potenziali. Cito infine un altro risultato che è un grande lavoro che abbiamo fatto insieme come squadra, che è quello sulla grande distribuzione, quindi cercando di portare sempre di più all'estero le aziende italiane nei grandi mercati con la grande distribuzione, e questo negli ultimi 2 anni ha portato a un numero importante di PMI che sono entrate nelle grandi catene di distribuzione internazionali. Cito infine la partnership anche col gruppo Cassa Depositi e Prestiti, con SACE, che vedo in sala questa sera, perché ovviamente è importante formazione, andare all'estero, ma poi la parte finanziaria è altrettanto importante, e per questo che la partnership è sempre più stretta con SACE e in generale col gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Chiudo una parola sui risultati che abbiamo portato a casa come politica commerciale, gli accordi di libero scambio ai quali abbiamo partecipato nella definizione dei termini, tipo il CETA, l'accordo di libero scambio con la Corea, l'accordo di libero scambio in finalizzazione con il Giappone, sono tutti accordi che hanno beneficiato del nostro contributo, e alcuni di essi, faccio l'esempio della Corea, a distanza di 5 anni dalla sua entrata in vigore, il nostro export verso quel mercato è aumentato in modo significativo. Chiudo veramente un'ultima parola sulla lotta alla contraffazione, che per noi come Confindustria è una priorità, dove lavoriamo al tavolo con tutti gli interlocutori istituzionali per difendere il nostro Made in Italy e fare in modo che il fenomeno dell'Italian sounding sia sempre minore e vada a decrescere nel tempo, per difendere quello che è il nostro bene più prezioso, il nostro Made in Italy. Grazie Camilla Cionini Visani, insomma anche questa è una donna bella tosta, avete sentito quante cose hanno fatto e devo dire importanti. Io prima l'ho interrotta che aveva una seconda cosa da dire, già che ci siamo parliamo appunto di quello che fa, se lei è d'accordo con quello che ha appena detto sulla internazionalizzazione. Sì, sicuramente. Mi riallaccio un attimo a quello che dicevo prima, cioè una delle difficoltà che credo incontrino le aziende, soprattutto le aziende venete, che poi sono PMI, nell'andare all'estero è legata soprattutto alla dimensione. Questo perché all'estero, mi riferisco alla Germania, che sicuramente è per noi uno dei paesi di elezione, ma un po' in Europa, la PMI non è così diffusa. All'estero, diciamo, sono le grandi imprese a farla da padrone, e chiaramente quando si trovano di fronte una piccola azienda il primo pensiero è sarà in grado di seguirci, riuscirà a fare quello che noi vogliamo. C'è il SACE dietro. Ma non tanto dal punto di vista poi economico, quanto proprio dal punto di vista tecnico e produttivo. Certo. E organizzativo. La Confindustria Made in Venice funziona? Confindustria Made in Venice è sicuramente un ottimo progetto che viene incontro proprio a questa necessità, cioè quella di creare delle aggregazioni tra le aziende
per superare il problema dimensione. Lo strumento che sfrutta è quello di un'app che si chiama appunto Confindustria Made in Venice, nella quale sono stati inseriti tutti i dati delle aziende, chiaramente le aziende che hanno voluto partecipare, ma credo quasi tutte. Quindi stiamo parlando di formazione adesso? No, stiamo parlando proprio di aziende di Confindustria Venezia Rovigo, le quali hanno inviato tutti i loro dati, quindi relativi sia all'imprenditore ma al tipo di prodotto, ai paesi nei quali sono presenti, esportano, chiaramente questo accompagnato anche da fotografie o filmati su quella che è la propria attività, dati che sono stati inseriti appunto in un database e che sono fruibili da tutti gli associati. Quindi chi volesse ricercare un partner per sviluppare un qualche cosa all'estero può farlo semplicemente attraverso diciamo una ricerca in questo database tramite parole chiave, e questo permette di trovare quello che è poi il partner ideale. Accanto a questo c'è anche tutto il tema della formazione. Appunto, ne parliamo dopo perché altrimenti siamo corti con i tempi. Allora, adesso abbiamo il direttore sempre dell'ICE, di questa agenzia di cui parlavamo prima con Mario Pozza, di Londra, Roberto Luongo. Gli chiediamo se dal suo punto di vista come sono gli attuali rapporti commerciali fra il Regno Unito e il Veneto, adesso che c'è la Brexit, ve l'avevo detto appunto, ve l'avevo anticipato, è un momento particolare. Anche oggi sentivo che la May era abbastanza in difficoltà con questa Brexit, quindi sentiamo cosa ha da dire. L'interscambio fra l'Italia e il Regno Unito è oltre 32-33 miliardi di euro, con un saldo attivo per l'Italia di oltre 12 miliardi. È il secondo saldo attivo della nostra bilancia commerciale e il Regno Unito è il quinto mercato export per l'Italia. Per il Veneto è anche uno dei mercati più importanti, perché il Veneto esporta oltre 3 miliardi e mezzo di euro l'anno contro importazioni abbastanza limitate di 770 milioni, questi sono i dati 2017. La situazione di un eventuale no deal o comunque di una situazione molto complessa certamente avrebbe degli impatti notevoli, soprattutto su alcune tipologie di prodotti. Penso a tutta la parte di vitivinicola, il prosecco in primis, che già sta declinando, quest'anno ha avuto un calo nei primi 6 mesi dell'anno di circa il 5-6% rispetto al tradizionale flusso di esportazione. Poi abbiamo anche i mobili, la meccanica strumentale, sarebbero sicuramente dei settori che subirebbero un impatto negativo da questo mancato accordo, di accordo molto, molto limitato che potrebbe esserci con il Regno Unito. Ecco, Roberto Luongo, in futuro quanto potrà incidere la Brexit sui rapporti commerciali con il nostro territorio? Rispondo immediatamente all'ultima parte della domanda: certamente sì, perché il Regno Unito è parte integrante dell'Unione Europea e continuerà ad essere uno dei paesi più importanti dell'Unione Europea. Per quanto riguarda l'interscambio commerciale, bisogna evidenziare che noi abbiamo un saldo attivo di 11 miliardi di euro lo scorso anno, quest'anno ancora in crescita, ed è il secondo saldo attivo della nostra bilancia commerciale ed è il quinto paese per le nostre esportazioni. Quindi sicuramente un mercato molto importante che dobbiamo continuare a sviluppare, a far crescere e a tenere in considerazione. E nella peggiore delle ipotesi, quali saranno le conseguenze per il nostro mercato? Quali sono i punti del negoziato in cui l'UE non dovrà cedere? Ove ci fosse la cosiddetta hard Brexit o il no deal, che noi auspicabilmente in queste ore immaginiamo che non ci debba essere, sicuramente ci sarebbero conseguenze molto forti. Da uno studio che abbiamo fatto noi come ICE in collaborazione con Prometeia, nell'ipotesi di no deal le nostre esportazioni si potrebbero contrarre anche di più di 5 miliardi di euro, e quindi sarebbero conseguenze molto negative. Chiaramente conseguenze negative molto forti soprattutto poi per i prodotti agroalimentari, i vini, e quindi qui il Veneto sarebbe molto particolarmente toccato, avendo il prosecco e gli altri vini come una voce fondamentale delle proprie esportazioni. Quindi sicuramente bisogna stare molto attenti e sicuramente dobbiamo seguire il tutto.
Ok, grazie Luongo. Insomma, mi sembra che sia ottimista. Dicevamo a telecamere spente del Prosecco, che insomma l'Inghilterra ce ne compra tanto. Addirittura c'è il Festival del Prosecco a Liverpool. Quest'anno la vendemmia è andata benissimo, oltretutto. Anzi, sta tracimando. C'è anche un video che è diventato virale, esatto, di Zaia, no? Sì, che raccoglie l'uva. Così. Però il settore del mobile, come citava il direttore, è un mercato buono per le aziende italiane, la Gran Bretagna e il Regno Unito. Ecco, quindi Prosecco e mobili, insomma. Sì. Poi la meccanica, ovviamente, noi siamo dopo la Germania, siamo al pari della Germania, perciò... Quindi insomma dai, non buttiamoci giù, no, diciamo. E comunque insomma si è visto che anche solo dal traffico che c'è sulle strade, si è visto che è ripreso, poi bisogna vedere i lavori se sono rimasti gli stessi o sono precari, no, c'è un po' più, è cambiato. Guardi, noi abbiamo pubblicato come Union Camere proprio pochi giorni fa, i dati sulla mobilità delle merci nel nord-est. Sono dati quasi a doppie cifre, sia portuale, stradale, ai livelli di 2008. Sopra i livelli di 2009. Insomma, va bene, dai, e teniamoci un po' su. Allora, adesso abbiamo un'altra bellissima intervista con Pierpaolo Celeste, che è il direttore dell'ICE della Russia, quindi c'è tutta la questione della Crimea, dell'embargo russo, il Veneto ci ha sofferto moltissimo, abbiamo il nostro Ciambetti che è andato in Crimea attirandosi l'ira politica. Allora, gli chiediamo, rispetto alla situazione precedente alle sanzioni, come sono cambiati i rapporti commerciali fra le aziende italiane e venete in particolare e il mercato russo? Pierpaolo Celeste. Bene, innanzitutto dobbiamo dire che la capacità di reazione delle imprese italiane è notevole. Forse la loro dimensione di essere piccole e medie in questo caso aiuta. Noi abbiamo dei dati registrati del primo semestre del 2018 sul semestre del 2017 che danno ancora un più 2% su quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Parlando del Veneto, ovviamente non siamo ai livelli del 2013, anno che ha segnato l'inizio delle controsanzioni e quindi degli effetti, però stiamo recuperando, ad oggi siamo al 15% in meno. Beh, insomma, quindi non male, quell'uscita di Ciambetti forse ci ha aiutato, diciamo che è stata più che altro un'uscita politica. Quali settori hanno maggiormente risentito degli effetti di questa nuova politica economica? Allora, chiaramente le controsanzioni hanno colpito tutto il fresco, latte, derivati, carne, ortaggi, frutta, verdura, e ovviamente quelli sono i settori che sono stati più penalizzati. Però guardando il paniere delle merci che vengono dall'Italia abbiamo ottimi riscontri in questi 6 mesi. Il settore che cresce di più è quello proprio dell'agroalimentare, con un più 19% rispetto ai 6 mesi del 2017. Secondo viene il settore dell'arredamento, che è molto importante per la regione del Veneto. Terzo il settore della moda e degli accessori. Tutti gli altri settori crescono e questo significa che, ripeto di nuovo, la reazione delle aziende è stata importante ed è stata dinamica. Cosa prevede per il prossimo futuro? Quali sono dal suo punto di vista i settori che potrebbero essere soggetti a un riavvicinamento oltre a quelli che ha già detto? Dunque la vera sfida adesso è intercettare e far parte di quel processo di reindustrializzazione che la Federazione Russa sta attuando. Quindi significa che nella sostituzione delle importazioni noi dobbiamo fare la nostra parte come Italia e lo possiamo fare in tanti modi. Innanzitutto dobbiamo spingere sulla meccanica perché le aziende che fanno le macchine, che fanno i prodotti, sono quelle che si stanno diffondendo sul territorio. Territorio che è molto vasto, quindi dobbiamo immaginare di approcciarlo con molta attenzione. Noi abbiamo presso ICE Mosca una speciale task force che dallo studio del territorio e delle regioni più ricche porterà le aziende italiane a conoscere i settori, sul nostro sito sono ben delineati, e quindi accompagnarle fino a quelle agenzie di sviluppo e alle agenzie degli investimenti locali. Abbiamo già 2 esempi importanti e spero che questo siano di aiuto e di stimolo per le aziende del Veneto. Ma per le aziende del Veneto poi c'è a disposizione il nostro ufficio, i nostri trade analyst che lavorano moltissimo su questa regione, ma soprattutto organizzano delle missioni importanti. Quest'anno sono 10 e riguardano tutti i settori che il Veneto offre, dai prodotti della moda all'arredamento, ai prodotti gastronomici ovviamente, a quelli dell'edilizia, all'agricoltura che abbiamo citato essere molto importante, e quindi anche ai prodotti e alle attrezzature sportive. Quindi vi invitiamo a
consultarci e a venire, perché senza la Federazione Russa in questo momento un'esportazione di un'impresa sarebbe monca. Grazie per Paolo Celesti. Allora, navigando un po' in rete, io ho scoperto che in 3 anni si sono dimezzate le esportazioni in Russia da parte dell'Europa, però il Veneto in particolare sta andando a gonfie vele e me lo ha rivelato Simonetta Acri, che come tutte le donne molto precisa ha tirato fuori i dati dal cilindro. Sì, infatti, come ci confermava anche il direttore dell'ICE, nel 2017 l'export del Veneto verso la Russia ha segnato un più 12,8, quindi quasi un 13% in più anno su anno. Questo a testimonianza del fatto che le esportazioni del Veneto si stanno riorientando verso nuovi mercati. Ancora la percentuale più importante la fanno mercati più tradizionali come la Francia, la Germania, l'abbiamo citata soprattutto per il settore automotive, Stati Uniti, Spagna, ma appunto Russia insieme all'Asia sono queste nuove geografie verso le quali si rivolge l'export veneto. Questo a segnalare che comunque i nostri imprenditori sono molto attenti alle dinamiche internazionali, in particolar modo il continente asiatico rappresenta sicuramente una delle aree a maggiore potenziale e a maggiore crescita. Parlavamo della Cina, un partner commerciale molto importante, e aziende italiane sono presenti nel paese, ma sicuramente anche per l'aumento di consumatori cinesi attratti dal Made in Italy le opportunità sono davvero infinite per quanto riguarda il nostro settore, dall'agroalimentare al tessile, abbigliamento e tutto quello appunto che fa l'agroalimentare trend. un po' soffre perché viene imitato e quindi se non ci fossero limitazioni guadagneremo molto di più, e poi appunto ci sono queste famose multinazionali che sono riuscite in qualche modo a evitare l'embargo esportando in Russia prodotti magari anche imitati, finti made in Italy, no? E hanno in qualche modo così appunto fatto andare in crisi le nostre aziende nel settore caseario eccetera. Comunque adesso abbiamo un altro settore molto interessante con il direttore dell'ICE di New York, Maurizio Forte, e quindi tutto il fronte americano. Dal suo punto d'osservazione privilegiato, come vede gli attuali rapporti commerciali fra gli Stati Uniti e l'Italia e quali sono i settori trainanti? Lo chiediamo anche a lui. Buongiorno da New York, siamo nella sede dell'agenzia ICE e dal nostro osservatorio, che poi è quello che utilizza i dati del Department of Commerce americano, i rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti possiamo dire per certi versi non sono mai stati così positivi. Abbiamo disponibili i dati dei primi 7 mesi, quindi arriviamo a luglio 2018 e l'interscambio fra i due paesi è aumentato di oltre il 18%. E il nostro export è invece cresciuto del 14,2%. Siamo tra i primi 10 fornitori degli Stati Uniti quelli che crescono di più della Germania, più del Canada, più del Messico, più anche della Cina. La nostra quota di mercato è stabile e soprattutto il dato importante è che crescono in modo omogeneo, anche se con alcune diversità, praticamente tutti i settori tipici del Made in Italy, partendo dalla meccanica che resta in percentuale il più importante, rappresentando oltre un terzo del nostro export, che cresce del 13%, riprende bene anche la moda dopo un paio di anni non semplici crescendo dell'11%, vanno molto bene anche i mezzi di trasporto che crescono di quasi il 18%, ed è molto buona ormai da anni, c'è questo trend, la performance della chimica, del farmaceutico con più 16%. Benissimo l'agroalimentare con 14,5% di incremento, e qui poi noi siamo leader in moltissimi settori: vino, olio, pasta, formaggio, acqua minerale, acido balsamico, tanto insomma per ricordare le eccellenze del Made in Italy. Benissimo il settore dei semilavorati, che però al suo interno comprende anche voci molto diverse, dai metalli, gomma, plastica, tessuti, pellami, e cresce di oltre il 30%, e molto bene anche l'arredo e materiali per costruzione italiana, che crescono dell'8,2%. Quindi volendo fare un'analisi del nostro export settoriale, diciamo che finora, parliamo di 7 mesi su 12 ovviamente, gli Stati Uniti sono un mercato che resta particolarmente promettente e particolarmente appetibile per tutti i comparti merceologici del Made in Italy. Ecco, però non abbiamo fatto i conti con Trump, no? Perché i dazi, adesso
si sta concentrando più con la Cina, però insomma anche con l'Europa, non scherza, ha annunciato dei dazi notevoli, soprattutto nel settore delle automobili. E in quale misura questi rapporti condizioneranno la nostra economia? Ma sicuramente il clima che si è innestato con la guerra dei dazi, fatta di annunci e fatta anche di provvedimenti molto importanti, chiaramente non è positivo per i commerci mondiali e chiaramente crea un clima di sfiducia e negatività negli operatori economici. Questo sicuramente è un dato negativo e che speriamo possa presto essere rimosso. Venendo nello specifico e quindi soprattutto nelle conseguenze per l'Italia, ad oggi le uniche misure che sono state approvate dall'amministrazione americana sono i dazi sull'alluminio e sull'acciaio. Sono dei dazi che colpiscono circa il 2% del nostro export, quindi una porzione molto ridotta, ovviamente per le imprese e per le aree geografiche che hanno questa vocazione e che sono state colpite, il contraccolpo è tutt'altro che secondario, quindi speriamo che presto anche questa parte di provvedimenti possa essere rimosso. Come sappiamo il negoziato fra Stati Uniti e Europa è ancora aperto, ci sono stati spiragli, ci sono stati momenti più difficili, però ancora fortunatamente non ci sono provvedimenti specifici nei confronti dell'Europa e tantomeno dell'Italia. Nell'ultima visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anzi, sono state rassicurazioni in tal senso, soprattutto su alcuni settori simbolo del Made in Italy come la moda e l'agroalimentare. Il Presidente peraltro sarà proprio a breve in occasione dell'Assemblea annuale delle Nazioni Unite di nuovo negli Stati Uniti e quindi direi che i rapporti tra i nostri due paesi sono positivi. Sono positivi anche perché, lo abbiamo visto prima con l'interscambio, il nostro export e anche i nostri investimenti si inseriscono in un panorama dove l'economia americana comunque sta correndo, è proprio il caso di dire. Abbiamo il dato principe che è quello del PIL che nei primi 6 mesi del 2018 ha fatto registrare un più 4,1%, quindi un tasso di crescita che fa molto invidia a noi europei, in particolare un po' a noi italiani. La disoccupazione è in calo, è arrivata sotto il 4%, al 3,9%, con alcune aree addirittura in cui è praticamente azzerata e c'è carenza di manodopera. Vanno poi molto bene anche gli investimenti, sia gli investimenti che gli Stati Uniti fanno all'estero, più 15%, sia gli investimenti che gli Stati Uniti ricevono dall'estero, più 10%, quindi anche qui probabilmente il clima di maggiore spinta dell'attività industriale negli Stati Uniti sta premiando l'arrivo di investimenti dall'estero e gli Stati Uniti continuano ad avere fiducia nelle possibilità di produrre prodotti in altri paesi, tra cui anche quelli europei, e devo dire anche l'Italia ne ha beneficiato. Continua ormai indisturbata da 8 anni la crescita della borsa di Wall Street che macina record su record, quindi in questo clima generale possiamo dire che i dazi sono un elemento di preoccupazione ma che non hanno ancora causato in termini immediati problemi all'export italiano. Grazie Maurizio Forte, insomma ha detto un sacco di cose, ci sarebbe veramente da parlare tantissimo, secondo me almeno, perché lui dice per il momento va tutto bene, sì, però insomma il vero problema sta arrivando. E poi appunto dicono che Trump metterà questi dazi del 25% soprattutto sulle automobili, quindi tutto sommato l'Italia, proprio per quel motivo che dicevamo prima, dovrebbe essere sfiorata poco. Faccio parlare... Sì. È vero che le principali case automobilistiche sono, diciamo, tedesche o comunque europee, è anche vero però che molti fornitori di queste case sono... Ritorniamo all'automotive. Quindi la filiera purtroppo quindi insomma questo 25% fa paura. Poi tra l'altro è vero che comunque Trump sta vivendo un momento bellissimo per la sua economia, però molti dicono li tornerà indietro, no? Guardi, il mercato europeo per noi ormai è un mercato domestico. Il nostro tallone d'Achille è proprio qua. Noi dovremo esportare di più, come è stato detto all'inizio, nei paesi asiatici, Australia, Stati Uniti, Canada, perché lì effettivamente c'è ancora tantissima potenzialità e perché qui ovviamente siamo soggetti a queste tensioni, che se assume un provvedimento noi ne paghiamo le conseguenze perché siamo i primi fornitori di queste grandi case automobilistiche, capisci? Certo. Questo è. Oltretutto perché poi nel resto del pianeta stanno crescendo, stanno diventando molto più ricchi di noi alla Cina, no? Sì. Noi stiamo sempre
calando, c'è stato il Festival della Statistica a Treviso nei giorni scorsi e si è detto che tra neanche 100 anni in Italia ci saranno 16 milioni di italiani, quindi... E ci saranno poi tutti il calo demografico e tutto quello che ne consegue. Beh, comunque sì, guardi, noi se per continuano a non aiutare le famiglie, sì. no? Guardi, noi adesso stiamo cercando di aiutare le imprese ad esportare. Pensi che 50.000 imprese in più che esportano, che hanno una media di fatturato, possono far crescere di 6 punti % la percentuale di export in Italia. E qui c'è uno sforzo corale ormai di tutti, perché c'è stata la cabina di regia a Roma nei giorni scorsi, dove c'erano quindi le associazioni di categoria, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Esteri, il Ministero del Tesoro, quindi il MEF, Camere di Commercio, l'Associazione delle Camere di Commercio all'estero, altra rete molto importante, che a novembre ci sarà a Verona la Convention mondiale delle Camere di Commercio e l'anno prossimo la faremo anche a Treviso, quindi sarà un'occasione di B2B tra aziende, sarà un'occasione per far ancora girare meglio questo sistema economico della piccola impresa, del sistema a rete della filiera che deve allargarsi e aprire gli orizzonti in questo contesto. Certo, le proiezioni ovviamente sono degli strumenti di lavoro, no? Per prevedere, per pianificare, però io credo poco alle proiezioni, perché per esempio pochi anni fa si diceva se continua così il trend di crescita della popolazione mondiale fra un secolo non ci staremo più nel pianeta. Zac, è subito cambiata la curva, in Cina hanno cominciato a ridurre le nascite, no davvero, cioè, voglio dire, no? In questo momento gli italiani fanno pochi figli, ma magari chissà con il reddito di cittadinanza, con qualche altra scelta. Guarda, ho incontrato una delegazione cinese poco tempo fa, il governo cinese adesso ha detto potete fare di più un figlio. Ecco. Sa cosa vuol dire questo? Quanti cinesi più un anno? 50 milioni di cinesi in più all'anno. Pensi che mercato? Pensi che mercato è una prateria. Quante protesi dentarie potrebbe vendere in Cina? Quanti pannolini, quanto latte, la nostra farmaceutica. Quanti contratti di assicurazione? Quanti motori elettrici? Sicuramente per quanto riguarda la Cina è diventata sicuramente il primo mercato per quanto riguarda l'auto e ha delle proiezioni di crescita che sono esponenziali, cioè l'Europa viaggia sul 3-4% di crescita, adesso i primi 6 mesi dell'anno mi pare dia una percentuale di crescita di circa il 6% rispetto all'identico periodo dello scorso anno. Però se pensiamo alla Cina stiamo parlando di un 20%. Certo. Anche se i cinesi non è che proprio regalano i soldi, no? Cioè magari inizialmente comprano, poi ho la sensazione che poi se le facciano da soli. No, i cinesi in particolare ho la sensazione, proprio perché sono molto laboriosi, no? Acquistano, ma poi magari vedono come sono bravi ad acquisire tecnologia, noi forse siamo un po' meno bravi a dargliela. A concedergliela. Però noi abbiamo guardi, questo è un problema non di poco conto. Noi dobbiamo informare i nostri imprenditori che se continuano a vendere aziende perché fanno cash, vendiamo esperienza, il know-how che noi ci abbiamo messo anni e anni, e questo è un compito anche della politica. Cioè ci deve essere la reciprocità che non c'è negli scambi tra Cina e Italia. Questo è un grosso limite. Noi non dobbiamo prendere paura di quello che apre il baretto, dobbiamo prendere paura di quelli che si vengono a acquisire qui le nostre aziende, che sono leader e ti portano via tutto. Certo. E allora bisogna mettere un accordo alla pari, questo deve fare il governo. No, certo, anche perché noi abbiamo l'eleganza, il design, il buon gusto, non dico il nome perché gli faccio pubblicità, ma insomma c'è un imprenditore che fa cucina a Treviso che ci raccontava che lui è andato in Cina e vagando per una fiera ha trovato la cucina uguale alla sua, identica, ma si è messo a guardarla con i suoi, proprio perfetta, ma non aveva il suo marchio, non la vendeva lui. Le racconto una cosa, perché questo è verissimo, ci credo, perché io mi ricordo che ancora prima degli anni 2000, quando noi facevamo prodotti per l'aftermarket, producevamo dei kit per elettrificare gli azzacristalli manuali, e questi venivano venduti oltre che in Europa, ma c'era un buon mercato, devo dire la verità, che era anche in Asia, eccetera. In una fiera girando abbiamo visto un fornitore che aveva copiato esattamente il nostro prodotto, era identico. La cosa più bella era che lo stampo con cui producevamo questo componente era una ruota dentata, quindi un componente che era inserito, era mancato, quindi si vedeva c'era un segno nella ruota dentata. Erano riusciti a copiare anche quello. Secondo me, non sapendo perché, mi ha detto glielo facciamo perché se gliel'hanno fatto vuol dire che un motivo c'è. Vabbè, comunque ecco, la miniera d'oro è sempre la nostra creatività, no? Loro possono continuare a copiare, ma noi insomma...
ecco, dà comunque un vantaggio tecnologico. È vero, possiamo aver ceduto del know-how in passato, ma si trattava di know-how superato. Faccio un esempio nel settore dei pannelli fotovoltaici. Credo il 99% dei pannelli fotovoltaici oggi è prodotto in Cina, eppure poco lontano da qui c'è un'azienda che ha rivoluzionato le modalità di produzione studiando una nuova tecnologia con celle radianti, mi perdoneranno se non sono tecnica del settore, ma questa tecnologia c'è solo in Italia e quindi anche in questo settore che sembrava ormai un settore maturo e ceduto totalmente in appalto ai cinesi, questa azienda comincerà a produrre in partnership con la municipalità di Amsterdam questi nuovi pannelli fotovoltaici che consentono ovviamente un'efficienza energetica, consentono di produrre molto di più rispetto ai vecchi e danno anche un deterioramento inferiore rispetto alle vecchie tecnologie. Quindi credo non dobbiamo spaventarci, se facciamo il nostro lavoro, che significa investire in ricerca e sviluppo, sfruttare la genialità italiana, saremo in grado, come siamo oggi, i dati dell'Export lo confermano, di vendere tecnologia anche in Cina, di vendere nuovi macchinari e nuove modalità produttive. No, ma poi i pannelli fotovoltaici sono un fronte per il Medio Oriente, perché l'ENI per esempio sta insistendo, sta cercando di spingere i paesi che producono petrolio di riempirsi di pannelli fotovoltaici i loro deserti, perché loro dicono il petrolio lo date a noi, voi avete già un altro, avete anche loro hanno un tema di diversificazione, fonte, no? Certo. Quindi sicuramente quello è tutto un fronte, che se noi facciamo dei pannelli fotovoltaici migliori magari, ecco, mi interessava questa cosa dei mercati, cioè lei non l'abbiamo detto molto bene, cioè gli imprenditori italiani sono andati molto coraggiosamente, un po' come Marco Polo, come i nostri esploratori nel 1500, sono andati a cercare mercati che gli altri non avevano voglia o di cercare o avevano paura Ma ci sono vari fattori che hanno giocato a favore, sicuramente lo spirito imprenditoriale dei nostri imprenditori che si sono spinti verso frontiere meno tradizionali. Ci sono poi anche degli equilibri geopolitici. Uno dei vantaggi delle nostre imprese è di essere percepiti come un partner se vogliamo non invasivo in alcuni mercati. Citavamo poco fa il caso del continente africano e questa influenza forte della Cina. L'Italia in questi contesti è vista come un paese che non va per invadere altre realtà, ma si pone come un partner. Ma diciamo che non abbiamo questo spirito e quindi in questo senso quando ci sono temi di equilibrio politico sicuramente le imprese italiane beneficiano di questo vantaggio, ma non c'è dubbio che hanno la capacità di intercettare una domanda e hanno dei prodotti validi che gli consente di venderla, quindi hanno vinto in molti casi le battaglie con i concorrenti francesi e tedeschi che affrontavano queste geografie e ricercavano nuova domanda anche nell'Africa subsahariana, dove per alcuni anni effettivamente le aziende italiane erano state assenti, mentre francesi, tedeschi, portoghesi, inglesi anche per tradizioni storiche erano già presenti. In questi ultimi anni abbiamo visto con piacere che le aziende italiane sono arrivate anche in queste geografie, sono apprezzate come partner e quindi stanno vendendo con successo. Poi la politica aiuta perché insomma la Francia ci ha un po' rotto il paniere, le uova nel paniere in Libia, no? Quindi vuol dire se un governo si comporta in un certo modo magari ci aiuta anche di più. Abbiamo un minuto e mezzo, vediamo se in 30 secondi riuscite a dire qual è il miglior biglietto da visita di un'azienda, riuscite a dirlo in 30 secondi? Pozza? Ma il miglior biglietto da visita è continuare ad investire nell'innovazione e questa è la carta vincente di chi ha superato la crisi: innovazione, ricerca e sviluppo dei propri prodotti e nuovi mercati. Beh, aveva altri 10 secondi a disposizione. Se ho altri 10 secondi, bene, affiancarsi alle associazioni di categoria, alle istituzioni per esportare, per creare nuovi mercati, perché sono opportunità da non perdere assolutamente. Simone Tacri? Il miglior biglietto da visita è senz'altro la flessibilità. L'italiano cerca di capire l'esigenza del suo cliente e costruire un prodotto adatto all'esigenza del suo interlocutore.
devono attrezzarsi per andare all'estero, devono conoscere in maniera più approfondita i mercati esteri e in questo noi ci proponiamo come partner. Analizzare le nuove controparti, mercati, nuovi clienti, quindi capire a chi stai vendendo da un lato e dall'altro acquisire protezione, quindi vendere all'estero sicuri, senza rischiare. Dovevo chiederle quali erano i servizi creativi, non abbiamo avuto tempo. Avete dei buoni recuperatori di crediti, diciamo? Sì, assolutamente. Abbiamo una società che recupera i crediti sia quando sono stati assicurati da noi, quindi lo fa per nostro conto, ma facciamo questo servizio di arti marziali gratuitamente anche per le aziende, quindi mettiamo a disposizione le nostre capacità di recupero anche per tutte le aziende che non si sono affidate a noi prima e quindi devono gestire dei mancati incassi. Io velocemente, ma non posso che associarmi a quello che diceva il dottor Pozza prima. Sicuramente l'innovazione di prodotto e processo è una cosa indispensabile oggi, anche perché ricordiamoci quello che abbiamo detto prima, i nostri concorrenti asiatici stanno rapidamente acquisendo competenze e se noi vogliamo sopravvivere e superarli possiamo solo proporre qualcosa di nuovo, di diverso da loro. Benissimo, e noi non abbiamo paura, diciamocelo. Allora ringrazio Massimo Melato, Mario Pozza, Simone Tacri, Roberto Luongo, Pierpaolo Celeste, Camilla Cionini Visani e poi Maurizio Forte. Grazie per averci seguito, speriamo di non avervi annoiato perché gli argomenti erano abbastanza pesantini, però vi assicuro che sono argomenti che pesano anche sui vostri conto correnti bancari. E siamo qui se vogliono per altre domande. Appunto. Ci diamo un nuovo appuntamento. Appunto. Grazie e arrivederci. Buonasera.